Buonasera a tutti ragazzi, sempre notizie diciamo misteriose, cose attuali e diciamo cose che comunque avvengono diciamo nei giorni nostri, quindi in questi tempi qua. Ultimamente, come sapete, il famoso fisico statunitense Michio Kaku, che lui lavora diciamo sulla teoria dei campi a corda, ha fatto una pausa per dedicarsi un po' diciamo all'ufologia. Anche lui da anni è attratto da questa cosa, diciamo, anche lui partecipa molto a questi congressi che si tengono sull'astrobiologia, cioè la vita al di fuori dello spazio. Quindi è andato al congresso mondiale degli ufologi, in effetti che si è tenuto a Barcellona, diciamo più o meno un mesetto fa più o meno. Quindi è andato lì e ha detto che la scienza ha abbastanza materiale per dire, se non per confermare, che gli alieni o le navicelle aliene oppure come li volete chiamare voi esistono, anche perché ci sono tanti dati in questi anni che sono stati registrati, quindi ci sono video, foto, quindi diciamo che sono stati diciamo registrati in tutto il mondo questi fenomeni di presunto UFO. In effetti diciamo che volano, ha detto lui, tra Mach 5 e Mach 20, quindi 5-20 volte la velocità del suono, quindi una cosa davvero molto, diciamo, veloce, ragazzi. Sappiamo anche che cambiano rotta così rapidamente che qualsiasi pilota umano sarebbe schiacciato dalla forza centrifuga. Così, e poi un'altra cosa che lui dice, non hanno scarichi che possiamo osservare. Nessuno mai infatti ha visto un UFO che avesse tipo uno scarico come l'aereo. Avete visto quando vola l'aereo rimane il suo scarico, il suo, diciamo, la sua scia, invece gli UFO no. Quindi pensate che questi qua volano a Mach 5, tra Mach 5 e Mach 20, quindi dai 5 alle 20 volte la velocità del suono. Quindi, e poi la cosa che più lui rimane, diciamo, attonito è proprio la curvatura che hanno di queste navicelle, UFO, come vogliamo chiamare, perché dice qualsiasi pilota umano facendo una manovra così azzardata sarà schiacciato dalla forza centrifuga. Quindi dice assolutamente perlomeno queste cose non sono, diciamo, di natura umana. Quindi viaggiare già a Mach, tra Mach 5 e Mach 20 e fare delle curvature che in fisica, lui è fisico ragazzi, è un fisico statunitense, dice non è impossibile perché il corpo umano si schiaccerebbe dalla forza centrifuga, quindi perlomeno in teoria in fisica non esiste una cosa così, quindi non è di questo mondo, perlomeno lui è un famoso fisico statunitense, però studia anche l'astrobiologia per le forme di vita al di fuori, diciamo, dello spazio. Quindi diciamo che lui sa che anche, diciamo, in Russia ultimamente hanno fatto dei droni molto speciali, tutto quello che volete, però ha detto guardate, non si può fare quelle virate che fanno quei, diciamo, quegli apparecchi che non sono ovni, cioè oggetti non identificati, quindi lui ha osservato da vicino i droni ipersonici, ma non hanno a che fare nulla con quello che viene visto, diciamo, giornalmente, oppure, diciamo, è stato visto negli ultimi 5-10 anni, diciamo, tutti questi video di UFO che fanno delle virate che non hanno, per lui non hanno proprio, cioè non hanno senso, perché in teoria non si potrebbe fare quello che riescono a fare loro, quindi secondo le leggi della fisica è impossibile. Quindi lui dice io sono fisico da oltre 30 anni, è impossibile per la fisica fare una curvatura a Mach 20, dice, tanto per dire non sarebbe possibile, quindi perlomeno queste cose non sono cose che abbiamo qui sulla Terra. Quindi dice che lui comunque conosce Putin, che aveva affermato che la Russia aveva creato un velivolo ipersonico che può anche muoversi tipo a zig zag.
Però anche gli Stati Uniti e la Cina stanno lavorando su questi droni ipersonici. Però ragazzi, un conto, come ha detto lui, è la teoria e un conto è il fatto. Questi sono droni, non sono oggetti come si vedono di solito nei video a forma di sigaro, ciao lettera, oppure a tipo palloncino, quindi sono di un altro, i droni sono riconoscibili, quindi non sono quelli là che noi vediamo nel cielo in effetti, quindi e anche lui dice che giustamente ci sono 4.000 pianeti extrasolari scoperti recentemente, dice qualcuno sicuramente ci sarà qualche civiltà più avanzata di noi. Quindi diciamo che questo congresso mondiale, nonostante che i biglietti... No, io l'ho fatto pure prima ancora, Letta Martino, un altro video, quando se n'è andata via tu, quindi ne ho fatto uno dopo e un altro ancora prima, quindi ne ho fatti altri due ne ho fatti. Quindi nonostante che i prezzi erano molto alti, ragazzi, 120 euro per un bambino a 2200 euro per un VIP. Poi ci stavano scienziati di varie nazioni, quindi ufologi e tutto questo qua comunque era pienissimo, quindi ci stava tantissima gente proprio per fare ascoltare il discorso di sto Mikio Kaku che è statunitense però è di origine diciamo giapponese, quindi è tipo un immigrato statunitense, quindi proviene da genitori asiatici, quindi asiatici giapponesi, quindi se lo vedete nella foto è un misto tra tipo Asia e Giappone in effetti, quindi genitore la mamma asiatica e il papà giapponese, quindi avvocatella. Quindi lui conferma che questi oggetti che stanno nel cielo, che guardiamo quindi tutti quanti, viaggiano a Mach 5 e Mach 20. Quindi diciamo da 5 a 20 volte la velocità del suono, ragazzi. Quindi cambiano così rapidamente rotta che qualsiasi pilota umano verrebbe schiacciato dalla sua forza centrifuga. Quindi questo è fisica, lo sa lui benissimamente. Quindi non possiamo dire che sono di origine umana. Ah, no, io ho detto fino a stasera ne farò un sacco. Quindi ho detto alle 16, alle 18, alle 19. Poi ho fatto uno pure quando tu mi hai detto quando alle 16, ne ho fatto pure un altro. Quindi adesso è il primo che ho fatto dopo le 3 in effetti. Quindi diciamo che lui afferma categoricamente che ci sono questi oggetti non identificati, quindi però respinge il fatto che possano essere statunitensi oppure giapponesi oppure addirittura russi, perché Putin disse l'anno scorso che voleva fare dei droni ipersonici che volavano a zig zag, però attualmente non sono quelli là, i droni lui li ha visti, sono di forma diversa, quindi non sono quelli là che aveva detto la Russia, quindi nemmeno gli Stati Uniti invece e la Cina ci stanno ancora lavorando, quindi non sono quelli russi in effetti, quindi molti video che lui ha visionato non sono diciamo droni, quindi lui afferma che semplicemente camminare a Mach 20 per un pilota umano non è possibile. Poi fare delle curvature, delle virate a quella velocità è pazzesco, perlomeno per la fisica che sappiamo noi non si può, quindi perlomeno quello che sta là dentro non deve essere di qua. Vabbè ragazzi, vi auguro buona continuazione, quindi continueremo con la serata con altri video di altre forme. Ora vediamo che video fare, notizie su notizie. Vediamo che voglio vedere il fatto del tifone in Giappone, poi vedremo qualche altro video pure. Comunque sempre notizie attuali e misteriose come sempre. Quindi un saluto e ci sentiamo dopo ragazzi. Ciao a tutti, ciao Aletta, ciao Avvocatella. Sì, sì, al finale ha fatto pure un sacco di persone questo fisico, in effetti. Lui si è preso una pausa per la teoria che sta facendo, in effetti, proprio per studiare l'astrobiologia. Ha fatto il congresso a Barcellona un mese fa e hanno partecipato tanti scienziati, fisici, astrobiologi, esobiologi, tutti
persone diciamo che studiano la vita aliena oppure forme di vita aliena, diciamo nello spazio. Sì, questo qua Mikio Kaku, sì, insieme a Einstein è uno diciamo dei cervelloni dell'ultimo secolo, diciamo. Quindi a parte quelli là che hanno preso diciamo, il premio Nobel per la fisica, ma questo qui di certo non è uno così così, è proprio un cervellone. Va bene. E mi dispiace, Letta, forse non ci siamo capiti. Tu dicevi ora 16, 18, io non ho capito quasi nulla, perciò io facevo la domanda. Scusami, io non sapevo, tu hai fatto prima 18, poi 16. Io dicevo cosa, non riuscivo a capire. Vabbè, ci sentiamo dopo ragazzi per un altro video. Ciao a tutti.